destinato a rinforzare un caposaldo di vitale importanza, vi diventava artefice di epica resistenza. Attestato saldamente a difesa di impervio settore affidatogli, per 3 mesi affrontava con indomito valore a segnare per l'ultima volta in terra d'Africa la vittoria delle nostre armi. Delineatasi la crisi, deciso al sacrificio supremo, si saldava graniticamente agli spalti difensivi e li contendeva al soverchiante avversario in sanguinosa e impari lotta, corpo a corpo, nella quale comandante e carabinieri, fusi in un sol eroico blocco, simbolo delle virtù italiche, immolavano la vita perpetuando le gloriose tradizioni dell'arte. Nell'anno della fede, questa celebrazione acquista particolare importanza proprio perché ci permette di considerare in modo particolare il modo dei secoli fedeli, aiutati dallo sguardo amorevole di Maria e di straordinario contenuto spirituale, cercare il volto del Signore. Così si esprimeva la Santità Giovanni Paolo II il 26 gennaio del 79 a Città del Messico. Non ci sarà fedeltà se non ci sarà nella radice questa ardente, paziente e generosa ricerca, se non si troverà nel cuore dell'uomo una domanda per la quale solo Dio offre risposta, dico meglio, per la quale solo Dio è la risposta. Grazie per le parole che da quest'oggi ci va a donare, portandoci alla porta della fede, e per la benedizione al termine della Santa Messa, che le chiedo umilmente a nome dell'Arma dei Carabinieri, di autorità convenute, per la comunità parrocchiale che ci ospita e le nostre famiglie, in particolare quelle segnate dalla sofferenza e dal dolore. È una festa che è entrata così profondamente nel tessuto, nel cuore del nostro paese, della nostra società, la Virgo Fidelis, una festa che è entrata nei nostri cuori proprio come la presenza capillare dell'Arma dei Carabinieri, è entrata e entra continuamente nei problemi anche i più difficili
difficili e i più drammatici della vita delle nostre comunità. Ringrazio tutti loro e insieme ringraziamo il Signore per questo momento di pausa, di preghiera che ci offre, mettendoci umilmente davanti a Lui e invocando i nostri limiti, i nostri peccati, la sua misericordia. predestinandoci ad essere suoi figli adottivi per opera di Gesù Cristo, secondo il beneplácito della sua volontà. E questo a lode e gloria della sua grazia, che ci ha dato nel suo figlio diletto. In lui siamo stati fatti anche eredi, essendo stati predestinati secondo il piano di lui che tutto opera efficacemente, conforme alla sua volontà, perché noi fossimo a lode della sua gloria. Noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. Parola di Dio. Fa parte di quella splendida collezione di invocazioni mariane che da secoli è nota nella Chiesa come le litanie lauretane. C'è un elenco di titoli mariani nato intorno al santuario, alla Basilica di Loreto e man mano arricchitosi nel corso del tempo. Ma Virgo Fidelis ormai è diventata anche il segno di una festa che è l'arma dei carabinieri, ma che è diventato un po' di tutti noi, proprio per questa presenza capillare dell'arma nelle nostre comunità, come ricordavo con gratitudine all'inizio della messa. E allora proviamo a capire a chi Maria è rimasta fedele, Fidelis, Virgo Fidelis. Certamente questo titolo esprime la fede
stiamo bene a vedere la vita di questa donna giudea di Nazareth, divenuta madre di Gesù, forse i momenti di buio e di difficoltà sono più numerosi dei momenti di luce e di gioia e di soddisfazione. Importanti, ma di fronte a Lui conta che siamo delle creature, conta che siamo i Suoi figli. E questa è la fedeltà di fondo che viene chiesta a tutti noi nei confronti dell'uomo, al di là di tutte le differenze, il valore di fondo, la dignità fondamentale della persona umana. Capiamo come sia allora importante e delicato il compito della Virgo Fidelis nei confronti di uomini servitori dello Stato, chiamati a servire e a difendere la dignità delle persone attraverso la società, attraverso le leggi, attraverso il diritto. Il pessimismo può venire, ma ecco allora la Virgo Fidelis che ci garantisce: no, non diventeremo una giungla, è possibile restare una società civile dove la persona è il punto di riferimento fondamentale e dunque questa doppia fedeltà a Dio e all'uomo che si manifestano come un'unica grande fedeltà. La fedeltà è un disegno della creazione tra singole persone, chiunque io abbia di fronte a me o di fronte una creatura che Dio ha voluto a sua immagine e somiglianza. Questo vale anche per la società organizzata, per le diverse comunità che formano la nostra società, il nostro Stato, il nostro Paese. Sono a servizio dello Stato, a servizio della società, possa sostenerli tutti, soprattutto nei momenti in cui può venire lo scoraggiamento, può venire il pessimismo, nei momenti in cui il pericolo può far diventare trepidante per le vite di tante persone. Purtroppo il male esiste e la libertà dell'uomo è capace di fare anche le nefandezze peggiori. E allora in questa celebrazione, in questo giorno, vogliamo ricordare in modo particolare le vittime del male. E la Virgo Fidelis allora ci ricorda che anche in quei momenti Dio non è venuto meno alla sua fedeltà verso di noi. La nostra fedeltà verso di Lui non verrà mai delusa. Certo, ci lascia andare avanti, ci lascia liberi, ci lascia le nostre responsabilità, ma la sua fedeltà sa andare oltre gli esiti terreni delle varie vicende, proprio perché la fedeltà sua è a monte anche della fedeltà della Virgo Fidelis. Maria è Virgo Fidelis perché ha conosciuto un Dio che è fedele, e proprio in quei momenti di buio che ricordavo prima Maria ha dato testimonianza che la fedeltà di Dio rimane sempre quando noi possiamo vederli. Quanti sono
e possiamo camminare sempre nella speranza verso la pienezza della vita nel tuo regno. Per Cristo nostro Signore. versato per voi e per tutti la remissione dei peccati.
il nostro dire, tu anima la nostra azione, tu sostenta il nostro sacrificio, tu infiamma la devozione nostra e da un capo all'altro d'Italia suscita in ognuno di noi l'entusiasmo di testimoniare con la fedeltà fino alla morte l'amore a Dio e ai fratelli italiani. Amen. Allora che il Signore
Signore ci aiuti a saper vedere anzitutto il bene e a saper essere, dicevo, realisticamente sereni e ottimisti, perché soltanto in questo modo possiamo migliorare